Ci sono dei dati interessanti che Unioncamere ha diffuso in questi giorni, Unioncamere del Veneto, che dicono che in 5 anni il Veneto ha perso 23 miliardi di PIL. È una cosa molto importante, è un dato duro che dice quanto pesa la crisi anche sul Veneto. Il Veneto, che però magari l'anno scorso ha un PIL che è calato del 2,3, 1,04 in meno del livello nazionale, che si pensa che quest'anno calerà di 1,2, magari qualcosa come 1,05, 0,6 in meno del livello nazionale. E quando cresce magari cresce quello 0,1, 0,2 in più, che ha magari meno poveri in proporzione al numero di abitanti che altre regioni, che per esempio ha una disoccupazione che si attesta tra il 7 e il 7,5% contro un 12% nazionale. Tutte cose positive, ma se la crisi va avanti così, nell'arco di 2 o 3 anni saremo a livello nazionale. Cosa fare? Favorire la crescita, favorire lo sviluppo, fare in maniera di favorire i consumi, perché il dato è proprio questo. L'anno scorso i consumi a livello nazionale sono calati del 4,3% e oltre a questo calo c'è anche il calo importantissimo dei beni durevoli, meno 13%, cioè frigoriferi, auto, eccetera. Gli italiani ne consumano molto meno. Perché? Perché hanno meno soldi in tasca, ma perché anche hanno paura del futuro. E allora cosa bisogna fare per favorire la crescita? La prima cosa che viene in mente, oltre agli investimenti necessari, è quello di favorire i consumi, di mettere i soldi in tasca alle persone, perché qualcuno dice non ci sono questi soldi. Ma come non trovare, per esempio, per non aumentare l'IVA da luglio 2013, non trovare 2 miliardi? La prima cosa da dire è che gli italiani ne hanno pagati perlomeno 1 o 2, noi diciamo che sono molti di più, ma perlomeno 1 o 2 sull'IMU, e lo Stato se li è ritrovati, li può mettere a buon profitto non aumentando l'IVA, perché l'aumento dell'IVA comprimerebbe certamente i consumi, cioè peggiorerebbe la situazione che è già grave, è da anni che calano i consumi delle famiglie, è già anni che calano i beni durevoli, quindi la prima cosa da fare è non nuocere, non aumentare da luglio l'IVA. Perché? Perché c'è bisogno di crescita, c'è bisogno di futuro, c'è bisogno di dar fiducia alle persone. Risolverebbe il problema? Forse no, ma sarebbe un gesto importante che darebbe fiducia sia agli investitori, perché se i consumi non vengono compressi forse vale la pena di produrre qualcosa in più, e anche alle famiglie che forse si azzarderebbero a fare un passettino in più proprio perché vedono che questo governo ha cambiato rotta rispetto al precedente.